vi invito a consultare per la storia che in essa viene descritta. Il domani, oggi siamo noi ma domani saranno loro. Luca Erbifori. Ciao a tutti, intanto vorrei esprimere il mio disappunto per queste manifestazioni che si va a scambiare una manifestazione importante e commemorativa come questa con una manifestazione politica come questa piazza sembra dimostrare. Comunque continuo con il mio discorso. Un saluto alle autorità politiche, militari e religiose presenti a questo importante anniversario che ricorda la fine della dittatura fascista e l'inizio della libertà. Ma che valore ha per noi la libertà? È una domanda che spesso la libertà la prendiamo come una cosa che abbiamo sempre avuto, invece così non è, perché la nostra storia è stata conquistata, ma non è stata conquistata fino in fondo. Molto spesso questa parola, la parola libertà, viene impropriamente utilizzata, innumerevoli volte utilizzata per indicare qualcosa che in realtà magari non esiste veramente. È un Alka-Seltzer, Bisogna utilizzare questa parola che evoca la nostra storia, con la S, una storia con la S maiuscola fatta di sangue e di sacrifici umani. Siamo veramente oggi uomini liberi di esprimere tutte le nostre idee senza paura di una denuncia? Siamo veramente oggi uomini liberi di vivere una vita e una vecchiaia degna della nostra vita, del nostro essere, senza vedere anziani costretti a rubare al supermercato per continuare a vivere? Questa è una vergogna che noi italiani non possiamo farci permettere. Siamo veramente uomini liberi se siamo costretti a versare metà dei nostri contributi allo Stato? È una domanda che ci chiediamo molto in questo periodo e che ho fatto delle riflessioni in merito. Se potete toglierlo. Cosa hanno concluso? Ebbene, cari amici e care amiche, volevo ricordarvi che quando le libertà, anche le piccole libertà, vengono infrante, l'acquerello. Non è insulto questo, chi sei tu? Ebbene, cari amici e care amiche, noi la libertà evidentemente la usiamo spesso in maniera impropriata, perché quando la libertà viene infranta, anche queste piccole libertà, la paura di un totalitarismo può essere imminente. Ma voglio specificare comunque che non ho nessuna intenzione di comparare la situazione attuale a quella esistita invece durante il ventennio fascista, che noi probabilmente nemmeno immaginiamo. Ma mi è sembrato opportuno fare una riflessione di questo genere, una riflessione di attualità, perché noi uomini leggiamo il passato ma scriviamo il futuro. La base della democrazia è la libertà, scrisse Aristotele, quella vera libertà, quella che si ha nel cuore e che unisce pensiero e anima, con tutti i valori fondamentali della vita. La libertà va conosciuta, come vengono conosciuti, devono essere conosciuti i limiti, per esempio le persone in carcere assaporano di più la libertà quando ne escono. Va protetta, rispettata e donata per vivere pienamente una vita attiva da cittadini responsabili e in modo tale da guardare con il futuro con occhi migliori. Questo è un dialogo che è anche intercorso tra me e la dottoressa Tiberio, ci interrogavamo sul significato di libertà, la dottoressa Tiberio è responsabile dell'ufficio interventi educativi, dunque ci è sembrato anche importante ricordare la libertà come una conquista. La libertà è nel respiro di ogni essere umano e segue il battito del cuore. Allora tutti insieme volate liberi verso il futuro con la consapevolezza che questa grande conquista è anche da proteggere e da portare avanti per il futuro. Grazie.